Allora, come promesso Luciano Sguotti. Io penso che il Veneto sostanzialmente ha un sistema sociosanitario efficiente, non c'è dubbio, però quali sono le sfide che noi abbiamo da qui in avanti in una popolazione che continua a diventare sempre più anziana e quindi sempre più bisognosa di prestazioni, di consumo di sanità e quindi in una necessità di tenere in efficienza le strutture, insomma, di tenere efficientata la struttura pubblica. Quindi su questi e i professionisti, se ne è parlato, cioè la sfida di chi fugge dal pubblico, di chi va via. Quindi voglio dire, io leggerei la ricerca fatta in questa, che parametra insomma queste cose, proprio di fronte a questi tre nodi fondamentali. Insomma, noi abbiamo bisogno di prepararsi a un futuro e quindi abbiamo sicuramente bisogno di efficientare, abbiamo bisogno di avere, e questo è l'anno in cui la Regione dovrebbe in qualche modo programmare anche le strutture ospedaliere, mi pare, no? Il 2018 dovrebbe essere l'anno dove si fanno le programmazioni e guardare quali sarà il futuro della sanità. Se su questo, vuol dire, abbiamo dei margini per far tornare il pubblico, dia una risposta sicuramente più efficiente di quella che c'è stata in questi 4 anni, io credo che questa è la domanda che viene da questa ricerca, insomma, ecco. Io credo che c'è la necessità di una grande presenza poi di quello che è il sistema dei medici di base, cioè la medicina di base. Ce n'è bisogno assoluto se vogliamo far da filtro alla domanda sanitaria, altrimenti voglio dire è una domanda in crescita continua, probabilmente anche resa ancora più crescente dal fatto che i medici, non dico esagerano, però sicuramente per tante questioni hanno bisogno di fare una diagnostica continua, in particolare in fasce di popolazioni che crescono d'età, ecco, su questa, e quindi c'è la necessità poi dall'altra parte di mettere in campo anche delle campagne di prevenzione che siano all'altezza, insomma, ecco, se riusciamo a concentrarci su queste cose qua, secondo me c'è ancora margine di efficienza nel sistema. Ecco, il proposito di efficienza. L'azienda zero è stata un'operazione, ma oggi non abbiamo ricadute in termini, voglio dire, di efficienza. Non mi risulta che ci siano ancora ricadute in termini di efficienza dalla nascita dell'azienda zero. Dovremo ancora vedere cosa farà, cosa produrrà in termini di efficienza e di risparmio. Io credo che sia giusto che i LEA voluti dal nazionale e in altro modo in altri settori pagati con col budget regionale, però vuol dire, sono stati sicuramente una spesa, però vuol dire anche la spesa sanitaria nazionale ha portato risorse in più, i farmaci innovativi sono stati, voglio dire, finanziati dalla Regione, c'è bisogno del sistema che sia efficienta. Se l'efficientamento secondo me nasce da questi 3 settori qua, medici, strutture e secondo me anche grandi campagne di prevenzione, se vogliamo che poi la gente non veda solo come l'ospedale il luogo dove trovare le risposte. Ecco, io chiedo a lei, consigliere, perché doveva venire Claudio Sinigaglia, ma è impegnato, non può esserci anche Bisato, segretario regionale del PD, però avevano scritto 2 lettere, praticamente io le riporto le domande sommariamente, ma sono espressione un po' di una sensazione generale. Cure dell'infedema, la Giunta cosa aspetta ad applicare le linee di indirizzo approvate in conferenza Stato-Regioni 1 anno e mezzo fa? Quali sono i motivi oggettivi che ostacolano questa applicazione? E l'altra questione invece era quella relativa ai malati di diabete della zona del Veronese. Sempre, così dice sempre Bisato, la Regione Veneto si è rifiutata di finanziare il progetto per la cura integrata dei diabetici. Piano sociosanitario, sono stati ridotti i posti letto ospedalieri, chiedendo nel contempo ai medici di famiglia di farsi carico dei malati cronici, mentre questi adesso si trovano un po' abbandonati. Questi sono 2 esempi, dopo, per carità. Proprio in chiusura, che cosa si può rispondere a questo? Queste sono 2 provocazioni, sono 2 situazioni oggettive che non hanno, che non riuscite ad affrontare. Quando si parla di sanità
e ovviamente di evoluzione della sanità, prendendo a parametro i posti letto, secondo me non si è capito dove si sta andando, cioè non si è neanche la minima condizione o cognizione di cosa vuol dire sanità oggi e cosa sarà sempre di più. Faccio un esempio che è capitato a me in maniera familiare. Mio padre 20 anni fa ha fatto un'ernia, è stato ricoverato, gli hanno fatto l'ernia, ha fatto 15 giorni di convalescenza all'interno, cioè di riabilitazione, all'interno della struttura ospedaliera, cioè di degenza dopo post-operatoria. Ha fatto un'ernia 3 mesi fa, l'ho portato io alle 7 della mattina al Giustinianeo, l'ho portato, l'ho scaricato, alle 5 di pomeriggio sono andato a prenderlo e usciva camminando. Ecco, quindi questa è l'evoluzione del sistema sanitario. I posti letto non sono la condizione per misurare la sanità. La sanità la si misura con professionisti, strutture e tecnologia. Questo è il sistema. E quindi devi avere le disponibilità, le capacità e le possibilità di mettere soldi, denaro, capacità finanziaria per ammodernare e incentivare i professionisti a non fuggire. L'abbiamo detto l'ho detto all'inizio, no? Le condizioni poste nella delega all'autonomia dal Presidente Zaia sull'ambito sanitario e in particolar modo su 3 fattori. La possibilità delle specializzazioni, abbiamo detto ce le paghiamo noi, basta che ce le lasciano fare, la libertà sulle specializzazioni. Quindi dice, avendo più disponibilità si potrebbe ovviare anche a queste situazioni di carenze. Ma certo, magari. noi siamo, cioè quando non si hanno medici e ricambio di medici perché le specializzazioni sono contingentate e il sistema di studio all'interno del mondo universitario è a numero chiuso. Quando non si ha la possibilità di assunzioni perché c'è il budget definito e pertanto ti dicono quello che diceva ovviamente il responsabile di CISL, no? 20 milioni, entro il 2020 dobbiamo addirittura abbassare il costo del personale di 20 milioni di euro. Quando non hai queste possibilità e soprattutto, visto che si parlava prima di farmaci di alto costo, abbiamo una commissione farmaci, AIFA, che non si riunisce e non decide e pertanto quando si vanno a fare le gare d'appalto per l'acquisizione, per comprare i farmaci ad alto costo, sei obbligato a comprarli sempre nello stesso posto a costi astronomici. Abbiamo chiesto la delega anche alla Commissione Farmaci per adeguare il prontuario, perché quando adegui il prontuario, quando adegui ovviamente il prontuario farmaci, posso emettere gara d'appalto. Lo dico solo per precisazione. Abbiamo tentato di aprire una bando di gara alla libera concorrenza sui farmaci, una multinazionale ci ha fatto ricorso e il Consiglio Stato ci ha dato torto. Ecco. Quindi bisogna sapere il quadro dove ci muoviamo e capire che il Veneto oggi è un sistema sanitario ovviamente di eccellenza riconosciuto dal Ministero a livello nazionale. Possiamo migliorarci? Sì, certo, ci si può sempre migliorare e dobbiamo farlo. Noi percorriamo questa strada, ci lasciano la possibilità di fare. Abbiamo bisogno di autonomia. Chiarissimo. Solo una battuta di chiusura, siamo fuori tempo massimo? Per monitorare la qualità del Veneto, insomma, basta fare riferimento anche al Piano Nazionale Esiti. Nel senso che vale anche, c'è una classifica che viene fatta a livello nazionale, non so, per tutti gli interventi che vengono fatti, come sono andati poi questi interventi, no? Per cui uno poi sceglie il Veneto, Padova o altro, perché ci sono dei dati obiettivi che è quella qualità di cui anche parlavo, insomma. Certo, ecco, poi perfetto. io credo che ritorno anche al discorso di prima, insomma, che è venuto il momento di fare sistema, da mettere parte qualsiasi cosa perché abbiamo proprio necessità di far volare Padova perché lo merita. Saranno nel 2020, se parliamo del 2020, saranno 800 anni della nascita dell'Università di Padova, 1222, quindi insomma voglio dire, insomma, ci sono più di un mantenere momento, alto livello la sanità. Poi anche perché con il sovraccarico di lavoro, con l'assenza del personale e dell'organico, c'è il rischio clinico. Il rischio clinico vuol dire che tu sei stanco e che non hai poi la mente lucida e le possibilità, per cui è molto più facile poi fare degli errori e farli in sanità è molto grave. Caspita. Io vi ringrazio del vostro intervento, di aver partecipato, ringrazio i nostri telespettatori come sempre di averci seguito, vi sollecito per i temi che ritenete urgenti, le questioni eccetera, poi noi le approfondiamo in studio con il supporto dei nostri super esperti. Grazie ancora, buon proseguimento, ci vediamo domani. Grazie. Grazie a voi, buona salute a tutti.